Prosegue l'iter giudiziario sul caso del minore lasciato a piedi dopo essere stato fatto scendere da un autobus di linea. Fine gennaio, periodo preolimpico, tratta San Vito, Vodo di Cadore. Secondo quanto ricostruito, il bambino, 11 anni, sarebbe stato fatto scendere dal pullman perché sprovvisto del nuovo biglietto da 10 euro. Era pomeriggio, oramai l'imbrunire e fuori c'era la neve. L'11enne non ha con sé il telefono cellulare e si incammina verso casa sulla ciclabile che collega San Vito a Vodo. A casa arriva infreddolito, in stato di ipotermia, racconterà la mamma, che appresi i fatti tramite la nonna e legale Chiara Balbinotte presenta denuncia querela per abbandono di minore contro l'autista e Dolomiti Bus. Chiuse le indagini, la procura ha deciso di non archiviare il fascicolo e sarebbe pronta a notificare l'avviso di garanzia all'autista Salvatore Russotto, dipendente della società di trasporti La Linea. L'ipotesi di reato è quella di abbandono di minore. Le indagini, oramai concluse, si sono basate su una dinamica ritenuta chiara fin dall'inizio perché l'episodio è stato ripreso dalle telecamere di bordo del mezzo. Sul fronte lavorativo l'autista è già stato oggetto di un procedimento disciplinare interno. Dopo una sospensione temporanea è stato assegnato a un'altra mansione all'interno dell'azienda che opera in subappalto per Dolomiti Bus. Una misura meno severa rispetto al licenziamento, ma che lo ha allontanato definitivamente dalla guida dei mezzi a un anno dalla pensione. La famiglia in queste ore sta valutando un'eventuale remissione della querela, anche se il reato è perseguibile d'ufficio e l'iter giudiziario proseguirà comunque salvo eventuali richieste di patteggiamento. Ora la parola passerà alle parti, mentre la vicenda resta sotto la lente della magistratura.